Siamo a Capo Peloro, proprio dove Scilla e Cariddi si confrontano. L'arco di Scilla è proprio là davanti a noi, avvolta nella penombra del tramonto. In questo momento siamo dalla parte della Sicilia, sulla costa siciliana. Questo è il castello degli inglesi, cosiddetto fortino degli inglesi di Torre Faro. In questo momento sta passando una delle più grandi navi da crociera del mondo, 3600 persone. Sta attraversando lo stretto dal lato di Scilla, cioè costeggiando la costa calabrese. Ci troviamo circa a 3 km dalla nave. Lo stretto in questo punto è 3 km e 300 metri. Il canale di Capo Peloro Reggio Calabria, che da Scilla va a Sina Reggio Calabria, è lungo 25 km. Ecco la nave che sta attraversando proprio lo stretto sotto i piloni di Scilla, sotto il pilone di Scilla. Mentre da questo lato c'è il pilone di Messina. Da pochi giorni sono state collocate le insegne del parco di Capo Peloro. Qui siamo nella zona B del parco. Questa nave da crociera fa una linea che si ferma, fa una tappa a Messina, nel porto di Messina, con i suoi 3600 passeggeri. Una volta alla settimana le navi da crociera fanno tappa a Messina. Questo è il punto più stretto. Per terra, sulla sabbia, c'è la pomice che arriva da Lipari. Questo materiale bianco che sembrano sassi, in realtà è pomice. La nave è diretta verso nord. Questa direzione le isole Eolie, questo non si vedono.